andiamo a vedere, perciò possiamo sfruttarli in maniera invereconda. Ma non solo come lavoratori, anche come facendo carne di criminale. porco dei loro diritti. Andiamo a vedere i ruoli delle udienze penali. Andiamo a vedere la popolazione carceraria. C'è una fortissima prevalenza di immigrati nordafricani e asiatici. Non c'è dubbio. Allora, avvocato Della Luna, rimanga lì con noi anche per la parte successiva. Volevo salutare il professor Guglielmo Cevolin. Professore, una battuta di chiusura? È una battuta di chiusura sul debito. Ha detto delle cose giuste l'avvocato, il collega Marco Della Luna. È vero, il debito non può essere estinto, ma non deve essere estinto. Cioè attenzione che chi fa girare, come ha fatto Schäuble prima di andarsene dal Consiglio dei Ministri europei, il non paper dove prevedeva il rientro di tutti i paesi dal debito europeo, è questo una follia, perché ci metterebbe i paesi, gli stati membri dell'Unione Europea sul lastrico, ed è normale che ci sia un indebitamento europeo. Certo, però attenzione, con Keynes c'è un sottile equilibrio, poi bisogna mantenere, quindi questo non significa dire che il debito pubblico si può fare come si vuole, no, c'è un sottile limite che è indicato dalla scuola di Keynes, dei limiti molto stretti attraverso i quali è normale che ci sia un indebitamento. Il debito non si paga, ma si deve garantire, deve essere quindi, come dire, equilibrato. Questo perché se la nostra industria vuole stare, italiana e europea, adesso ci sta scrivendo un pezzo Draghi, proprio per l'Unione Europea, vuole rimanere sul mercato internazionale, deve fare gli investimenti che gli Stati Uniti hanno fatto con l'IRA, Inflation Reduction Act, e la Cina che fanno. Se noi non li facciamo siamo nei guai. Grazie professor Guglielmo Cevolin, Università di Udine, alla prossima.